Amici del Quotidiano del Piave, benvenuti alla 20ª edizione della Festa delle Associazioni di Conegliano. Quest'oggi il centro storico di Conegliano si animerà grazie alla presenza di numerose associazioni nell'ambito sportivo, nell'ambito culturale e nell'ambito ricreativo. Circa 160 stand per offrire una compagine associativa davvero importante del comune di Conegliano. Attori solo nel teatro o anche nella vita? Beh, anche nella vita come tutti. Regalare un sorriso ai nostri bambini, quanto è importante? Importantissimo, mi prende così alla sprovvista. Anche i genitori comunque, sai, perché quando sono in ospedale anche i genitori hanno bisogno di tirarsi un po' su. Che estate è stata questa per i nostri amici a quattro zampe? Non è stata una grande estate, nel senso che sai, le persone adesso vanno anche in vacanza, quindi si spera che adesso tornando dalle vacanze vada molto meglio. Anche gli alpini qui a Conegliano, oggi è la festa delle associazioni per ricordare, soprattutto per tutelare la memoria storica del nostro territorio. Sì, indubbiamente per noi alpini è sempre importante essere presenti a queste manifestazioni perché è fondamentale trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni e far conoscere il nostro operato nel territorio. Lo scopo ulteriore che ha la vostra compagnia teatrale e la vostra associazione? È quello di diffondere la cultura nel territorio e soprattutto di agire anche nel sociale, cercando di aiutare anche chi ha bisogno. E diciamo che la numismatica è uno degli aspetti tra i più interessanti del collezionismo. Sicuramente perché la numismatica esiste da millenni. Cosa proponete oggi di bello? No, niente, dobbiamo soltanto farla vedere com'è il nostro paese, come siamo noi Filippine, ecco. Cosa avete di bello? Mostrateci un po'. Certamente, cosa vuoi sapere? Matrioshka? Lo sport è innanzitutto formazione mentale e poi fisica. Ci battiamo per insegnare la disciplina marziale oltre allo sport marziale. Ecco, cosa proponete oggi? Allora, oggi siamo qua con le nostre attività per dare la possibilità ai coneglianesi di vedere le nostre discipline e quindi di poter avere questa opportunità anche di provarle e di conoscerle per poter appunto diffonderle per noi nel territorio. Difficile centrare l'obiettivo. Beh, tutto dipende da quanta distanza, però per molte persone sembra molto facile, ma in realtà non è così, ci sono moltissime cose che bisogna tenere in considerazione e che per capire bisogna semplicemente provare. Celebrare i successi della vostra associazione oggi qui a Conegliano. Oggi a Conegliano? Non solo oggi, ma oggi è la festa delle associazioni a Conegliano. È un successo incredibile, festa bellissima, un sacco di associazioni, direi che meglio di così, c'è un sacco di gente, molti ragazzi e bimbi, direi che è un gran successo. Ecco ragazzi, da sempre gli scout sono emblema del miglior associazionismo possibile in Italia. Beh, sicuramente è un'associazione che ha una storia molto lunga e siamo molto contenti di avere questa immagine a livello anche nazionale. Un giorno ci fate vedere come funzionano queste mazze? Quanto è importante l'intercultura, il giorno d'oggi in Italia parlare di intercultura, diffondere questo bel sapere. Beh, è sicuramente importantissimo, diciamo che non è facile in questa particolare fase storica, però noi ci sforziamo di portare il nostro messaggio, di stimolare il dialogo interculturale e di avvicinare i ragazzi all'intercultura, le famiglie italiane che vogliono ospitare ragazzi stranieri che vengono qui per lo studio e che quindi si aprono al mondo e portano il mondo in casa, così come i nostri studenti pieni di voglia di conoscere, di curiosità verso il mondo, partono alla scoperta dei paesi, dei oltre 60 paesi che sono partner di Intercultura. In una giornata così calda cosa chiede la gente? Una granita! La protezione civile sempre in prima fila per la sicurezza dei cittadini. Cioè sempre in prima fila quando serve, quando non serve ci siamo e in caso succede qualcosa siamo presenti. Noi cerchiamo di fare il possibile per esserci, anche per dare un attimo di sicurezza alla cittadinanza e per dare una manforte all'amministrazione comunale quando organizza queste manifestazioni.
Assessore Brugioni, 20ª edizione della festa delle associazioni di Conegliano, un tripudio di colore, 160 stand presenti qui nella sua città. Sì, buongiorno a tutti. Un tripudio di colori, 160 associazioni, ma soprattutto più di 30 esibizioni. E diciamo che il territorio coneglianese ha più di 300 associazioni che sono il cuore. Ne abbiamo 160 oggi che ci fanno vedere quanta attività c'è sul territorio. Volontari di ogni tipo, dal sociale allo sportivo, al ricreativo e alle onlus, che ci dimostrano che c'è un cuore che ha portato tantissima gente nella mattinata. Confidiamo nel pomeriggio in altrettanta gente perché veramente è una bella giornata e soprattutto per noi dell'amministrazione comunale è davvero un momento di grande felicità perché ci rendiamo conto che in città noi passiamo ma loro restano e sono in tanti che fanno del bene per la nostra città. Grazie. Come il tango può cambiare la vita anche qui a Conegliano? Intanto partecipando, così si capisce subito di cosa si tratta. Un bellissimo ballo, patrimonio culturale dell'umanità dal 2009. E è un ballo molto particolare, più che un ballo è un dialogo tra i due ballerini, e una musica molto preziosa. L'importanza del teatro nella cittadina del Cima. Beh, fondamentale, siamo 3, 4, 5 compagnie Conegliano, vuol dire che la città è viva, i gruppi anche, quindi la voglia c'è. Aromada florecita, amor mío de un